Si terrà domani alle 9:30 il Welcome Day, giornata di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nella sede di via Quartararo. La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali del rettore Massimo Midili, del presidente del Polo Giovanni Francesco Tuzzolino, del delegato dell'orientamento per il Polo Territoriale Universitario di Agrigento Francesco Paolo Madonia. Seguiranno gli interventi del responsabile della promozione dell'offerta formativa dei poli territoriali Maria Claudia Bruccoleri, dei coordinatori e dei docenti dei corsi di studio attivi presso il Polo. Infine gli studenti universitari dialogheranno con i futuri iscritti. Il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, forte del successo delle precedenti edizioni, accoglierà le scuole secondarie di secondo grado e i loro docenti per presentare una ricca offerta formativa dell'Ateneo per l'anno accademico 25-26. Saranno fornite informazioni sulle modalità di accesso ai corsi, sui servizi disponibili per gli studenti nella sede di Agrigento, al fine di supportarli nella scelta consapevole del percorso universitario. Durante il Welcome Day, docenti e studenti senior offriranno una panoramica dei corsi di studio attivi presso la sede di Agrigento, illustrandone le peculiarità e gli sbocchi occupazionali. Saranno inoltre presentati 2 nuovi corsi di laurea particolarmente legati al territorio agrigentino e alla valorizzazione delle sue risorse. E sono lingue e traduzioni per i servizi culturali del territorio, tecnologia e diagnostica per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale, che si aggiungono ai corsi già attivati in architettura, economia e amministrazione aziendale, educazione al patrimonio archeologico, scienze dell'attività motoria, infermieristica, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, servizio sociale. L'iniziativa, organizzata dall'Università degli Studi di Palermo in collaborazione con il Polo Territoriale Universitario di Agrigento e il Consorzio Empedoclo Universitario, con la partecipazione dell'ente regionale per il diritto allo studio universitario, rappresenta un'importante occasione per fare conoscere agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio l'ampia offerta dei corsi di studio e le strutture didattiche e bibliotecarie nelle sedi di Agrigento.